Quarta edizione della rassegna Un borgo di libri e autori, letture sotto le stelle. Il servizio. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico nella sede dell'Associazione Culturale Museo Vivente, partner della rassegna. Ospite della prima serata Pietrangelo Buttafuoco, che ha raccontato insieme a Valentina Pipitone, curatrice della rassegna, il suo ultimo romanzo Sono cose che passano, davanti a un numeroso e attento pubblico. Il libro parla di una storia d'amore tra il barone Rodolfo Polizzi e la principessa Ottavia di Bauci ed è ambientato nel cuore di Leonforte. A fare da location alla manifestazione la Grotta Mangiapane, dove alla fine della presentazione del libro si è tenuta una degustazione di prodotti tipici offerti dai vari sponsor. Il prossimo appuntamento sarà il 28 luglio con Alberto Samonà, che presenterà il suo libro Bonjour Casimiro, il barone e la villa fatata. A seguire, il 4 agosto, sempre alle 21, nella Grotta Mangiapane, ci sarà Gaspare Balsamo con Sotto il segno del Cunto, mentre il 18 agosto Costanza Di Quattro chiuderà la rassegna con Giuditta e il